lavorate in questo senso. E dopo vorrei chiedere anch'io una cosa in merito alla ricerca dell'Università di Ferrara. Sì, grazie, buonasera a tutti. Porto ovviamente i saluti ai presenti da parte dell'amministrazione comunale di Chioggia. Ecco, il comune di Chioggia è il 7° comune del Veneto, il 2° della provincia di Venezia, e tra le economie più importanti che ha ovviamente nel proprio territorio c'è proprio il mondo della pesca. Ecco, allarmati dalla presenza del granchio blu, non abbiamo esitato nel mese di marzo del 2023, insieme alla Regione del Veneto e alla Fondazione della Pesca, a finanziare una ricerca chiaramente commissionata all'Università di Venezia, al professor Franzoi, che ha portato ovviamente a fine dell'anno dei dati allarmanti. Cercherò di essere sintetico perché non voglio rubare minuti preziosi anche ai rappresentanti delle categorie della pesca che sono qui con noi, non in gita scolastica, ma per far capire all'Europa ovviamente che ogni mare, ogni territorio della nostra Italia è diverso dal resto dell'Europa. Da questa ricerca si è ovviamente evidenziato che le femmine depongono le uova almeno 2 volte durante il periodo estivo. Ogni deposizione di queste uova va una media a femmina di 2 milioni di uova, quindi pensate 2 milioni più 2 milioni. Però questa ricerca ovviamente abbiamo riscontrato, perché sono state contate una per una con il microscopio le uova, la femmina che ne aveva meno ne aveva 518.717 e quella che ne aveva di più ne aveva 5.982.200. Allora non serve ricerche, sperimentazioni, cioè, questo è un dato allarmante. L'ha detto bene detto prima il consigliere Dolfin, non c'è solo il pericolo imminente, attuale, reale che abbiamo vissuto l'anno scorso durante l'estate del granchio blu che sta distruggendo tutto il nostro prodotto ittico, ma c'è veramente un'emergenza turismo sulle nostre coste. E ribadisco che il granchio blu non ha bisogno del passaporto o della carta d'identità per muoversi in fondo al mare o mentre nuota proprio a livello del mare, perché abbiamo delle immagini che il granchio nuota proprio a livello del mare, non ha bisogno del passaporto. Quindi è un pericolo che stiamo vivendo noi adesso nel Veneto, a Chioggia, nel Polesine, lo stiamo vivendo in Italia, però questo problema può arrivare da domani mattina anche su altre coste, proprio dal punto di vista turistico. Quindi non c'è bisogno di fare altri studi, i dati delle uova sono allarmanti. Avete ben capito che è una forza esponenziale della presenza del granchio blu. Dobbiamo, come siamo abituati da tempo, quando c'è bisogno di avere dei consigli sul mondo dell'agricoltura, dobbiamo ascoltare i contadini, ma quando ci sono i problemi della pesca, dobbiamo sapere ascoltare i pescatori che sono qui con noi oggi. Non dobbiamo solo ascoltare i burocrati che si basano, per carità, su studi scientifici, su libri, su sperimentazioni, ma il pescatore vive il problema giorno e notte al largo del nostro mare, della nostra laguna. Abbiamo trovato i granchi blu sui corsi d'acqua in campagna a Chioggia, sui corsi d'acqua, quindi il granchio blu non ha paura di nulla. Sappiamo che le femmine vanno a deporre le uova in mare, fermiamole prima che arrivino in mare, e come ha detto ovviamente il consigliere Pan, la prima strategia è quella di pescarlo in maniera massiccia. Sappiamo che d'estate le femmine sono in mare, d'estate i pescatori, ma già partendo da adesso, devono avere tutte le deroghe possibili, immaginabili, per andare al largo, andare in laguna e distruggere, pescandolo, il granchio blu. Avete chiuso le case in Europa durante l'emergenza Covid, questa è un'emergenza che riguarda il mondo della pesca e settori importanti dell'economia, del turismo.
dovete avere coraggio di dire: cari pescatori, uscite in mare e distruggete il granchio blu, perché per noi non è, diciamo, una risorsa che potrebbe diventare un'opportunità, no, sta distruggendo la pesca. È una specie veramente vorace, con una chela rompe la vongola, con l'altra chela prende quello che c'è all'interno e mangia. È velocissimo, perché con il professor Franzoi hanno dimostrato, quando hanno presentato la ricerca, anche dei video, sono scene allarmanti, ripeto. Possiamo utilizzare anche, ovviamente, io parlo anche per altre esperienze, anche delle reti, ovviamente, che potrebbero essere utilizzate ovviamente accorpando, raggruppando, specialmente le femmine, chiaramente, che sono quelle che devono essere ovviamente debellate prima. Anche delle cariche esplosive eventualmente, ci sono delle reti che vengono utilizzate in fondo al mare, prima si fanno delle microcariche per far fuggire i pesci che dobbiamo salvare, ma utilizziamo anche questi metodi se ce n'è bisogno. Però ripeto, parlate con i pescatori. Adesso stiamo parlando di granchio blu, ma anche per altre cose che riguardano il mondo della pesca. Quando ci sono le nostre parlamentari che arrivano a rappresentare il territorio, portano la voce dei pescatori, i pescatori li dovete ascoltare, non solo per il granchio blu adesso, chiaramente, ma li dovete sapere ascoltare anche per altre problematiche. E si è dimenticato il caro gasolio, anche dal punto di vista sanitario. Le nostre aziende, i nostri pescatori non hanno le stesse regole, credo, che ha la Tunisia, quindi siamo completamente diversi. Noi le regole in Italia le rispettiamo, ecco, a differenza probabilmente di qualche altro paese, quindi abbiamo prodotti di qualità che vanno difesi e salvaguardati. Ecco, io mi sento da sindaco di Chioggia di lanciare l'allarme all'Europa: distruggiamo questo granchio blu, perché sta mettendo veramente la parola fine a un settore importante che è il mondo